Ma la paura è anche... Una sociologa, un avvocato, un giornalista indipendente relatori da un palchetto in mezzo al passeggio fra Porta Dante e il Liston per discettare senza contraddittorio di paura, di ipnosi di massa e dei danni provocati dalla stampa al soldo del potere. Fra le 500 persone assiepate per l'evento chiamato No Paura Day, un buon 10% è tornato a casa con una sanzione elevata dalle forze dell'ordine a norma di legge. Sono state sanzionate circa 40 persone, però non escludiamo, alla luce anche degli stessi filmati che sono pubblicati sui social network, che si possano identificare anche altre persone che hanno contravvenuto alle norme che sono attualmente in vigore. Ricordiamo che fino a ieri anche la provincia di Belluno era in zona rossa. E hanno protestato molto, ritenendo che ovviamente queste normative non siano adeguate al loro pensiero, però insomma le normative sono in vigore, quindi noi siamo tenuti a farle rispettare. Regolare la manifestazione così come gli spostamenti in virtù di una circolare ministeriale. Chi è stato sanzionato perché senza mascherina non ha mancato di esprimere il proprio dissenso. Non è ammissibile, come è successo prima che arrivaste tutti voi, essere schedati, fotografati. Questa è la chiosa dell'avvocato bellunese Andrea Colle, che ha presentato il ricorso al giudice del lavoro per 10 operatori sociosanitari delle case di riposo di Belluno e Sedico che, non vaccinati, temevano d'essere licenziati. Stiamo parlando comunque di una libertà di trattamento sanitario che uno deve poter rifiutare. Erano idonei fino a prima? Il No Paura Day a partiti con le intenzioni ha acceso il dibattito. Al di là dell'autorizzazione, la manifestazione ha suscitato sdegno tra chi continua ad attenersi alle regole. Chiunque può andare a manifestare e poi esprimere il proprio pensiero. Ecco, non ho trovato sicuramente né adeguato né intelligente la scelta di farlo con un assembramento e senza mascherine, almeno da quello che ho visto in alcune foto o alcuni video che sono circolati sul web, proprio nel momento in cui tutti noi stiamo facendo degli sforzi enormi anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della nostra serenità per uscire da questa situazione.